Parole gravissime, i veneti non si fanno intimidire, autonomia subito. Hanno scatenato una bufera politica le dichiarazioni rilasciate alla nostra emittente dal costituzionalista Massimo Villone, professore emerito dell'Università Federico II di Napoli. Un video in cui sono state riprese le parole pronunciate ai nostri microfoni è diventato immediatamente virale in rete. Ma io invito il Presidente Zaia a venire lui a fare il governatore, a patto che poi, se non si responsabilizza abbastanza, lo portiamo a Piazza Mercato e gli tagliamo la testa. A Padova per confrontarsi sull'autonomia del Veneto in discussione in Parlamento, alla quale è contrario, il costituzionalista ha risposto così alla nostra domanda, che ricordava come secondo il presidente Zaia l'autonomia delle regioni aumenta la responsabilizzazione delle amministrazioni locali nell'utilizzo delle risorse. Tra chi condivide il video scrive un utente: sono inorridita, è un'allusione precisa a una piazza che è stata teatro di esecuzioni capitali, tra cui quella famosissima di Masaniello, il rivoluzionario napoletano che aveva cercato di ribellarsi all'oppressione del governo di allora. Durissimo il consigliere regionale Alberto Semenzato, che ha condiviso il video con la nostra intervista rivolgendosi direttamente al professore. Le sue parole intimidatorie in odor di minaccia ci scivolano come delle gocce d'acqua. Le rammento che anche qui a Venezia abbiamo una piazza dove svettano due colonne, quella di Todaro e di Marco. La polemica è fortissima, ma forse, come commenta un utente della rete, in fondo affermazioni così fanno il nostro gioco, quello di chi per l'autonomia del Veneto si sta battendo.